Va ora in onda la rassegna stampa. Uno dice: che scusa trovo per non cominciare? Inquadra l'orologio con decine di firme degli ascoltatori di Radio Libertà, di deputati, senatori, generali, e l'orologio di Radio Libertà che ora fa? Fa le 7:31, caro Sammy Varinuno. Non c'è niente da fare. L'orologio di Radio Libertà, i nostri gadget vi aspettano qui negli studi di Milano in via Bellerio 41. Chi ha voglia di farsi una passeggiata, che passeggiata con i mezzi pubblici, metropolitana a fuoricentro, se è arrivato, veniteci a salutare, certo, dalle 8 del mattino anche alle 7, ma anche alle 6 se volete, fino alle 8 di sera, tranquillamente c'è sempre qualcuno, come nelle radio libere di un tempo. Ci passate a salutare con un bel salamino, vi offriamo un caffettino padano e si passa qualche ora insieme. Se fate bravi vi tiro anche dentro in studio in diretta, perché qui non abbiamo nulla da nascondere, assolutamente. E allora, popolo di Radio Libertà, vi piace? Vi piace l'orologio di Radio Libertà? Lo so che vi piace. Vi piace? Lo amiamo. Appunto, e allora, signori, se lo amate procuratevelo, è vero, lo amiamo. E direi che è il caso. Non sono stato io, ma a furor di popolo mi hanno richiesto questa clip, Ma perché? Lo amiamo. Perché piace così tanto questo lo amiamo? Lo chiedo a voi ascoltatori, voi chiaramente ascoltatori fedeli di Radio Libertà, perché se siete per caso sulla nostra frequenza dite: ma questo è completamente rimbecillito alle 7:30, ti immagini ora di sera. Lo amiamo non è altro che l'incipit della pubblicità di Alberto Acerbis, quello che fa la bava di lumaca, l'olio buono, tante cose particolari, naturali. E non so perché in redazione c'è ormai questo modus vivendi per cui qualunque cosa lo amiamo. E io ringrazio i colleghi naturalmente che mi esaltano, perché mi sento molto esaltato, capisci? Sono un esaltatore di sapidità, usatemi al posto del sale. Però non è il caso. Lo amiamo. Va bene, grazie. Buongiorno anche a Francesco, a Luca, a Gennaio, a Simone. Ma dov'è Simone 2? Ma perché ce ne sono uno? Io ne voglio 2, non se ne può avere un altro. Non è possibile. Ultimamente c'è solo un Simone e secondo me se n'è liberato, se n'è sbarazzato, non appare più, non riesco a capire. Vabbè, dai, scherziamo. Aspetta che mi sto stiracchiando. Scherziamo, perché questa è una rassegna stampa è una rassegna stampa, ecco, scherzosa. Cerchiamo di sdrammatizzare i drammi, come ad esempio il dramma della data. Oggi è venerdì 17 ottobre 2025 e sicuramente qualche cosa succede. Speriamo di no, ma intanto se apriamo le agenzie qualcosa effettivamente è successo. Per fortuna niente di gravissimo, ma un segnalino e anche una certa pubblicità. Ecco, adesso non dire eresie, Sammy Varin, non si scherza su queste cose, non ne aveva certo bisogno di pubblicità. Sigfrido Ranucci. Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci. L'attentato nella notte a Pomezia. Usato 1 chilo di esplosivo. Mia figlia era lì pochi minuti prima. Potevano ucciderla, quindi poteva essere qualcosa di veramente grave. L'attentato nella notte a Pomezia, distrutte le vetture di Ranucci e della che è passata sul luogo dell'esplosione dello scoppio. E naturalmente sul sito del Corriere si fanno vedere le nuove inchieste di Report e quello di cui ha parlato nelle ultime puntate. Vediamo La Repubblica, anche qua l'intimidazione. Bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla casa di Pomezia. Aveva già ricevuto minacce. L'ordigno avrebbe potuto uccidere mia figlia, era qui poco prima che esplodesse tutto. Le immagini dei veicoli dopo lo scoppio. Qui tutti i siti aprono con
questa notizia che naturalmente non può comparire sulle prime pagine dei giornali, essendo avvenuta a notte inoltrata. WhatsApp, sì, certo, la possibilità di entrare in onda con Sammy Varin in questo momento, inviando il vostro messaggio al 340 67 09 659, il metodo più veloce ed economico per parlare con noi. Un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, ma farla da padrone naturalmente subito dal primo messaggio è il genio Landini, come lo chiama un ascoltatore. Fanno tanto i politically correct, poi si fanno infiocinare perché usano termini veteromaschilisti. Così il governo Meloni è riuscito ancora a sviare l'attenzione dai salari più bassi d'Europa, dal meno 20% di export negli USA e da un'economia di stagnazione che premia solo gli evasori. Anche nel 2024 evasi almeno 100 miliardi. Questo è il cugino di Landini che ci scrive, forse perché l'apertura di Libero di questa mattina, guardala un po', è proprio questa. Fanno i femministi e poi Giorgia chiude il bordello. Landini, guardalo qua, Landini vestito da donna, o meglio da cortigiana, è stupenda. Follia del segretario CGIL, chiama la premier cortigiana in diretta TV. Meloni lo stronca, mi dà della prostituta per mancanza di argomenti, l'imbarazzante silenzio delle compagne. E questa notizia è su tutti i quotidiani. Chiaramente Landini ha sbagliato a parlare o semplicemente non si ricordava bene cosa significasse cortigiana, che è un po' un dispregiativo, capisci? E quindi figuraccia, soprattutto naturalmente sui giornali di centrodestra. Mario Secchi scrive nel suo editoriale sul Libero: la rivolta sociale ha traslocato all'osteria. Cosa spinge Maurizio Landini a fare un'uscita da bordello? Quali pulsioni primitive si scatenano nel segretario della CGIL? Oh, attenzione, questo è il segretario della CGIL, quello che chiama ogni settimana a manifestare per le motivazioni più varie e variegate e poi finisce sempre in rissa, c'è sempre qualcuno che picchia, rompe, distrugge, eccetera. Incitare in questo modo da parte del segretario della CGIL, che già qualche frasettina in passato aveva parlato di rivolte sociali, ricordate? Ora dà della cortigiana alla premier. Non è un pochino pericoloso? Ho la risposta, scrive Mario Secchi. Landini va fuori di testa alla vista di Giorgia Meloni con Donald Trump e i potenti della terra. È posseduto da uno spettro, non è uscito dal reparto traumatizzati della sinistra aperto dopo le elezioni politiche del 2022. Landini è caduto nella trappola del salottino televisivo di La 7, un mondo autoreferenziale dove se la cantano e se la suonano da soli, con l'illusione di potersi permettere tutto, anche un linguaggio da osteria numero 1000. È vero, io lo ammetto, La 7 ho smesso di guardarla, proprio perché se la cantano e se la suonano. Ragazzi, ma cioè in confronto Rete 4 alle 8:30, ma è un oratorio, ma è una cosa, ma veramente rimani a bocca aperta a quello che dicono sulla 7 nella trasmissione dopo il telegiornale. Però loro sono tutti contenti appunto se la cantano, se la suonano, e poi escono queste frasettine che finiscono su tutti i giornali e di cui si parlerà per una settimana. In taglio alto su Libero: Trump vuole il bis, telefonata con Putin, lo vedrò. Accordo per un incontro a Budapest, luogo ideale. Dopo Gaza si cerca un altro miracolo, i gufi tremano. Questi i principali titoli del quotidiano Libero, ma scendendo più in basso c'è anche la proposta della Lega: banche utili record, tassarle non è un'eresia. E le simulazioni, pensioni da rivalutare, ecco come saranno gli assegni nel 2026.
Visto che abbiamo in mano libero, io lo apro e vi porto dentro con me. Intanto commentate se vi piace questa cosa della cortigiana, magari siete d'accordo perché insomma va alla corte di Trump e Trump che gli fa i complimenti. Oh, che cosa dite? Che la Meloni è una prostituta, ma siete scemi? 340 6709 659, quelli di sinistra possono farlo. Landini, Meloni cortigiana, la furia del premier, sinistra senza argomenti, mi dà della prostituta. Ed eccolo qua, vi faccio vedere, eccolo qua, il dispaccio di Giorgia Meloni, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante che comprendo, mi definisce in televisione una cortigiana. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su internet. Ecco a voi un'altra splendida diapositiva della sinistra, quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna in mancanza di argomenti, le dà della prostituta. Così il quotidiano Libero, e naturalmente non finisce qua perché proprio nella stessa pagina, per attaccare la destra usano pure la morte di Pamela, ci scrive Alberto Busacca. Si parla di femminicidio, ma si parla anche di Lega. Pure i femminicidi sono colpa di Giorgia Meloni e del suo governo, almeno secondo il Partito Democratico, che ieri ha cercato in ogni modo di collegare la morte di Pamela Genini, uccisa dall'ex fidanzato, all'esecutivo di centrodestra. La scusa è un emendamento della Lega, approvato in Commissione Cultura alla Camera, che secondo la sinistra sarebbe oscurantista. Sapete, attaccato la leader Dem Elislein, che cosa ha fatto la destra? Ha pensato bene di vietare l'educazione sessuale e affettiva alle scuole primarie e medie. È il contrario di quello che servirebbe fare. La repressione non basta se non c'è un lavoro di prevenzione a partire dalle scuole. Proprio ieri, mercoledì, l'altro giorno, c'è stato l'ennesimo brutale femminicidio, quello di Pamela Genini. La politica deve fare molto di più, il virgolettato. E così la fine di Pamela viene associata alle scelte del governo. Una cosa senza senso, ovviamente, al di là delle legittime critiche all'emendamento della Lega. Ai progressisti, però, questa cosa di usare Pamela per attaccare la maggioranza sembra essere piaciuta, infatti lo hanno ripetuto in tanti, o meglio in tante. Debola Serracchiani, deputata Dem, Pamela è morta, ammazzata a coltellate, serve prevenzione, formazione e cultura, è un errore fatale di questo governo escludere dalle scuole l'educazione all'affettività. Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, in un paese ancora scosso dall'ennesimo femminicidio, la risposta politica del governo è quella di restringere ulteriormente gli spazi dedicati all'educazione all'affettività nelle scuole. Sara Ferrari, capogruppo del PD nella commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nel giorno dell'ennesimo femminicidio la Lega pensa bene di cancellare quei pochi percorsi di educazione sessuale esistenti nelle scuole medie. Michela Di Biase, deputata Dem, nel giorno in cui un'altra donna, Pamela, è stata uccisa, questo governo ha scelto di togliere l'educazione sessuale dalle scuole. Si potrebbe continuare, ma il senso è chiaro, anche se è tutto sbagliato. Intanto perché questo è il governo che ha introdotto il reato di femminicidio, è stata proprio la Lega, dimostrando di essere molto sensibile all'argomento. Poi perché collegare una decisione della maggioranza a un femminicidio è chiaramente un'inutile forzatura. E infine anche perché, sull'emendamento incriminato, la sinistra fa un po' la furba. Spiega il leghista Rossano Sasso, che ben conoscete perché lo ospitiamo spesso, non vietiamo nulla dai 13 ai 18 anni, chiediamo che le famiglie siano informate su temi, competenze degli esperti esterni, quindi su chi entra a scuola a insegnare queste cose e anche sul materiale didattico da utilizzare. Vorremmo evitare quanto accaduto in passato, che attivisti di estrema sinistra in classe portano ai bimbi di 6 anni
e parlano ai bimbi di 6 anni di fluidità sessuale, binarismo e transizione di genere, argomenti non adatti a quella età. Siccome è successo un po' di volte, e lo abbiamo documentato, che ti arrivassero i trans in classe o peggio ancora le drag queen, si vuole evitare questa cosa, perché non c'è da fidarsi della sinistra che comunque, lo ricordiamo, ha in mano le scuole. Giro la pagina, siamo sul Libero, pagina 3, chiaramente aspetto i vostri commenti, al 340-6709-659, la rivolta sociale del sindacalista rosso ha traslocato all'osteria. Il leader non ha ancora elaborato la sconfitta alle elezioni 2022, ha perso la testa in TV, così alimenta il linguaggio d'odio, contro il nemico politico. E naturalmente le eurodeputate di Fratelli d'Italia rincarano la dose. Il segretario CGIL offende Meloni e tutte le donne. Per anni ha fatto la morale a tutti sui diritti rosa, ora rispolvera dei termini del vocabolario medioevale. Luana Zanella, deputata AVS, conosco Landini e il suo profondo rispetto delle donne. Se l'accusa di cortigiano fosse stata rivolta a un uomo, nessuno avrebbe fatto polemiche del genere. Cortigiano a un uomo. Boh. Vabbè, giro di nuovo la pagina. Sì, sono su Libero e ci resto, ma poi vi porto anche su altri giornali dove si difende ulteriormente Landini. Oh là là! Aspettate, restate lì, è tutta da vivere questa rassegna stampa. Parliamo di soldi e ne parleremo anche questa mattina alle 8:45 con l'onorevole Nicola Ottaviani della Lega. Parleremo di manovra, rivalutazione degli assegni. Come cambiano le pensioni? Siamo sul quotidiano Libero, pagina 4. Le nuove stime contenute nella manovra saranno calcolate a partire dal tasso di inflazione dell'1,6, bonus straordinario sulle minime pure l'anno prossimo. C'è tutto lo schema del ministero quest'oggi per chi fosse interessato. Ma che cos'è la pensione? Boh. Utili record delle banche, tassarle non è un'eresia, e in effetti oggi il Consiglio dei Ministri a mettere a nero su bianco tutte queste cose sono tutte confermate. A pagina 5 di Libero Sandro Iacometti appunto parla della proposta della Lega richiamata in prima pagina. Utili record delle banche, tassarle non è un'eresia. Hai capito? Lo sai con chi parlo, vero? Dal 2022 al 2024 gli istituti hanno portato a casa 112 miliardi di guadagni e nei primi 6 mesi del 2025 c'è stato un ulteriore incremento del 13,5%. Avete dubbi? Problemi? Comprate il Libero quest'oggi. Nel 2024, grazie ai tassi BCE, le banche hanno fatto profitti record di 46 miliardi. Nel semestre utili saliti del 13,5, ma gli impieghi sono rimasti fermi a più 0,1%. Eccolo qua, quello che diceva di no Tajani. Oggi alle 11 il Consiglio dei Ministri per la manovra, polemica sugli extra profitti, poi l'intesa nel governo. Ieri sera vertice tra i leader con l'accordo sulla natura del contributo previsto nel documento programmatico di bilancio. Ne parla Andrea Muzzolon e parla appunto di Tajani. Mamma mia, come si arrabbia adesso. Giro di nuovo la pagina 9, lo diciamo da tempo, propaganda e lobby, così Hamas si è insinuata nelle nostre città. Sì, penso sempre a quello che mi fa la pizza. Cosa c'è una perversione, no? Che è simpaticissimo, ragazzi, però che ne sai? Che anche Simone, in effetti, con questa barbone che ti guarda con faccia truce, sei truce questa mattina. Sarà che lo aspetta un weekend di quelli potenti, no? E quindi c'è la preparazione, no? Picciu, mi preparo! Propaganda e lobby, così Hamas si è insinuata nelle nostre città. L'analista Giacalone dichiara: l'organizzazione agisce da decenni attraverso gruppi che fanno proseliti e raccolgono fondi. Alle manifestazioni pro-Pal sfilavano gli islamisti. Siamo territorio di transito
fondamentale. Ma di transito mi va anche bene, eh? Se passano e se ne vanno, non mica problemi. Che ne dite voi? 340 6709 659 a pagina 9 del quotidiano Libero. A pagina 17, la successione a Venezia, la corsa di Zaia in Veneto ricompatta la Lega per le prossime regionali. Il governatore uscente ha subito i no degli alleati sul terzo mandato, ma ha deciso di candidarsi facendo pesare le sue preferenze. Salvini, io e Luca non abbiamo mai litigato, ora il suo nome sarà su tutte le schede. Fabio Rubini ci parla naturalmente dell'altra sera in Veneto, che abbiamo ripreso sul nostro canale, che troverete sicuramente nel podcast. Nell'ovazione della sala all'annuncio della candidatura di Luca Zaia come capolista in tutte le circoscrizioni del Veneto, è leggibile la lezione politica che il Doge ha impartito un po' a tutti, alleati e colleghi. Ricapitoliamo: al leghista più amato dai veneti, e non solo dai veneti, in questi ultimi mesi ne sono capitate di tutti i colori, nell'ordine: gli hanno negato il terzo mandato, gli hanno detto no alla sua lista civica, che 5 anni fa aveva raccolto il 45% dei voti di tutto il centrodestra, e infine gli hanno negato la possibilità di inserire il suo nome nel simbolo della Lega. Lui comprensibilmente si è incazzato, ha scagliato qualche serenissimo sacramento, ma poi invece di perdersi in inutili polemiche ha fatto l'unica cosa che un politico di lungo corso poteva e doveva fare: si è messo in saccoccia e mal di pancia e ha deciso di metterci la faccia. Voi mi ostacolate, ha ragionato il Doge, e io mi candido portando in dote tanti voti che daranno peso al mio partito, la Lega. Voti coi quali, volenti o nolenti, tutti dovranno fare i conti già dal giorno dopo il voto del 23 e 24 novembre. Una decisione presa in accordo con Salvini, col quale sembra essere tornata la pace. Io e Luca non abbiamo mai litigato, io e lui ci sentiamo spesso la mattina commentando divertiti gli articoli dei giornali, ha detto ieri il leader del Carroccio. E ancora, a chi dà fastidio Zaia? Magari a qualcuno che non ha voluto liste civiche, liste personali. Secondo me è sempre un errore limitare la possibilità di scelta per i cittadini e per gli elettori, però ci sarà il nome di Zaia in tutte le schede. Il riferimento, piuttosto esplicito, è agli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno sempre detto no a un impegno diretto di Zaia con una sua civica. Anche se, osservava ieri il ministro meloniano Foti, ognuno fa le sue scelte, non possiamo predeterminare le liste di altri partiti. Ad ogni buon conto, in casa Lega, sono le parole del segretario, tracciare un solco dalle polemiche e dalle ricostruzioni cervellotiche di una Lega zaiana pronta a mettersi in proprio, il tutto nel più puro spirito leghista, retaggio del Bossi pensiero, secondo cui nelle sezioni, tra di noi, si litiga e ci si mena pure, ma fuori da lì la Lega è una e compatta sulla linea scelta dal partito, piaccia o meno. La lezione politica impartita da Zaia, però, chiama in causa un altro nome che per la Lega rischia di diventare ingombrante. Lo dico o non lo dico? Lo dico o non lo dico? Ma è lui, il generale Roberto Vannacci, che in Toscana, al netto del risultato, ha dimostrato di essere piuttosto distante da una qualsiasi disciplina di partito. Intanto perché ha rifiutato la richiesta arrivata dal segretario di candidarsi per trascinare la Lega alle urne. Poi perché una volta atterrato in Toscana come padrone della campagna elettorale, è riuscito a litigare praticamente con tutti, da Susanna Ceccardi, che 5 anni fa, da candidata governatrice, aveva trascinato il Carroccio a un ottimo risultato, al capogruppo uscente Giovanni Galli, che ha preso dei metodi vannacciani e ha preferito sfilarsi dalla corsa. Uno scollamento che ha innervosito Salvini e portato al risultato deludente di lunedì scorso. Nel contempo, ieri si è cimentato in 2 interviste a Stampa Repubblica piuttosto infelici, dove ha spiegato che senza di lui la Lega sarebbe all'1%. Il generale ha usato parole urticanti, divisive, che non serviranno a rasserenare gli animi. Insomma, l'esatto contrario di quanto abbiamo visto fare a Zaia. Il generale, a differenza del Doge, ha deciso di non metterci la faccia e giocare in difesa per non perdere l'aurea delle europee. Ma la politica non è l'esercito, le gerarchie cambiano velocemente, così come il gradimento dell'elettorato.
Detto fuori dai denti, Vannacci da tempo appare sopraffatto dal suo nuovo ruolo di vice segretario della Lega ed europarlamentare e la sua figura si è appannata. Le prime avvisaglie si erano già viste a Pontida, dove al boato per la sua salita sul palco era seguito un applauso poco più che di circostanza, alla fine di un discorso giudicato deludente un po' da tutti, con la sola eccezione delle penne di sinistra che vedevano nella vannacizzazione della Lega l'unica speranza per togliersi di torno Matteo Salvini. A tutto questo si aggiunge un malumore serpeggiante tra i fedelissimi del generale, che ieri ha dovuto digerire un 1-2 di non poco conto. Prima il presidente dell'associazione Il Mondo al Contrario, Norberto De Angelis, che in un comunicato scrive nero su bianco che non siamo e non vogliamo essere un partito politico. Poi la passionaria varesina Stefania Bardelli, che in una intervista spiega che secondo me l'abbinamento Lega-Vannacci non funziona, e fatico a ritrovare Roberto Vannacci di 2 anni fa, quello che esprime liberamente ciò che pensa, come è sempre stato. Vannacci finito? Certo che no, ma per il generale è consigliabile un sano esame di coscienza. Così quest'oggi Fabio Rubini con il quotidiano Libero a pagina 17. 3406709 aspetto i vostri commenti. Ne parla Libero, ma ne parlano tutti, ragazzi. Un po' di dispiacere ce l'abbiamo, dopo oltre 40 anni di beffe feroci, il vernacoliere chiude. O meglio, si mette in pausa, scrive Libero a pagina 20. Il mensile satirico livornese sospende le pubblicazioni. Annuncio del fondatore e direttore Mario Cardinali. Sono un po' stanchino, frase da Grillo. Nessuno è eterno. Dai politici ai papi i titoli irriverenti non hanno risparmiato nessuno. Bersaglio costante, i pisani, ad esempio, un dossier accusa, Reagan è pisano. Italia popolare in festa, Ambrogio ha trombato la contessa, puzzo di piedi fa strage a Pisa. E ancora, nuvola atomia, primi spaventosi effetti delle radiazioni, è nato un pisano furbo, stupore nel mondo. Aspetta che stupore nel mondo, sgomento in Toscana. Beh, robe chiaramente anche difficili da comprendere magari per chi non entra proprio nel particolare. Sondaggio shock, i giovani vogliono la topa verde, le ragazze si ficcano le foglie tra le gambe e qualcuna anche il rametto in culo. Greta, verde anche l'uccello. Chiaramente siamo in fascia protetta, ormai l'ho detto, che devo fare? Perdonatemi, la sappiamo, ci sono i bambini, le bambine all'ascolto, piango, piango, ma mi fermo perché tra poco c'è la pausa, vedete che c'è il silenzio, tutti con le mani alzate, cosa sta per accadere? Succede soprattutto che vi segnalo già, ma non ve la leggerò subito. Sul Corriere della Sera, titolo Vedrò Putin, basta guerra. Donald Trump e Vladimir Putin ieri si sono parlati a lungo. Tema principale la fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Basta guerra è stato un colloquio molto produttivo, ha scritto sui social il presidente americano, poi ha annunciato che presto vedrà lo zar a Budapest in Ungheria. Ancora non c'è una data precisa, ma già la prossima settimana si incontreranno altri rappresentanti dei due paesi. A guidare la delegazione americana sarà il segretario di Stato Rubio. Oggi intanto Zelensky sarà a Washington. Titolo principale. Di spalla c'è il femminicidio di Milano. Il giudice Pamela ha sofferto, si è accorta che stava morendo. Ma anche la manovra, di cui parleremo alle 8:45 con l'onorevole Ottaviani, contributo dalle banche, c'è l'intesa nel governo, 11 miliardi in 3 anni. E Giorgetti che ripete la sua frase, io credo ai miracoli. Mi chiama cortigiana, Meloni attacca, insulti da Landini, ma che ci interessa a noi, Cesare Zapperi, ma ve lo leggerò più avanti, non pensate ve lo legga subito. Intervista a Luca Zaia, venderemo cara la pelle.
La canzone dello stiracchiarsi questa, beh, veramente sarebbe una ninna nanna. The Tunnel Lullaby di Sam Giacomozzi. Sabato 25 ottobre suonerà a Penna San Giovanni, Macerata, al Festival Marche Storie. Ma soprattutto questo pezzo ci ha rincuorato un attimino con tutte ste cose che ci abbiamo oggi sui quotidiani. Tra poco Massimo Gramellini sul Corriere ci porterà a casa Salis. Oh signor, ci manca pure quello. Ma facciamoci un giro con i vostri messaggini al 340 6709 659. Leggi del libro di Baldan, non ce ne frega nulla delle cagate di Landini. Siamo a rischio guerra con la Russia a causa dei dementi dell'Europa e mi parli di gnocca e idioti italici? Dai, può fare meglio. È vero, puoi fare meglio, Landini, ci scrive il Marco. Anni fa, se non sbaglio, c'era un gruppo, si chiamava Gogol Bordello. Si possono ascoltare? Roberto da Monza richiede i Gogol Bordello. Se li vuoi cercare, li mandiamo volentieri. Sarà musica di gran classe, sicuramente. Beh, insomma, dopo il vernacoliere ci sta, Poi un messaggio. Buongiorno Sammy, qui Salvatore dalla Germania. Ogni tanto ci sentiamo, io vi seguo sempre con tanto affetto. Grazie. Qua c'è un problema, purtroppo un problema grande che si chiama sinistra. Praticamente quando loro possono chiamare la Meloni come vogliono loro, assassina, con le mani sporche di sangue, che ne so, genocida, l'ultima cortigiana, che sappiamo tutti cosa vuol dire, non voglio usare parole peggiori. Però quando la Meloni ha osato dire che le manifestazioni e i manifestanti che stavano distruggendo le città, che stavano facendo contro la polizia, contro i carabinieri, quelli erano come quelli di Hamas. Hamas, ci hanno paragonati ad Hamas. Proprio. Madonna mia, io non ne posso più di questa sinistra, veramente non ne posso più. Buona giornata e tanti auguri. Have you ever been to American wedding? Where is the vodka? Where is marinated herring? Where is the musicians that got the taste? Where is the supply that's gonna last 3 days? Where is the band that like fanfare? Gonna keep it going 24 hours. Ma non è possibile, signori, questi sono i Gogol Bordello, ma chi ci guarda in radiovisione sono proprio anche le immagini, il video è un vero e proprio bordello, e parlando chiaramente di cortigiane, no? Oh, ma quelli si divertono, mamma mia, io lo dedichiamo a Landini. Gogol Bordello con American Waiting, roba buona, grazie ai nostri ascoltatori che hanno una cultura musicale, ma cosa ascoltate da giovani voi? Buongiorno Landini, è la prostituta di Hamas. Io no, prendo le distanze. Maria Teresa, prendo le distanze assolutamente. Adesso ti bussa la Digos, anzi peggio qualche punca bestia. Ciao Sammy, sono contento che la Lega abbia avuto ragione sul contributo delle banche. Sulle parole di Landini cosa vuoi che ti dica? La sinistra è allo sbando, ognuno spara la sua contro il governo e la Meloni che finora non ne ha sbagliata una. Bravo Mario, e questa è la verità. Questa è la verità. Torniamo certamente su questi argomenti, ma fatemi fare un giro
da Gramellini, che è un altro esponente di una certa sinistra che ha parlato ultimamente, è stata la Salis Ilaria, attenzione. Per Ilaria Salis la strage del Cascinale di Casteldazzano, quella dove sono morti purtroppo quei carabinieri e tanta gente è rimasta ferita tra le forze dell'ordine, è colpa anche della politica e del capitalismo, che non consentono a tutti di avere un tetto sopra la testa. Nessuno contesta all'europarlamentare il diritto di battersi contro gli sfratti, di denunciare la trasformazione della casa in bene di lusso, ma doveva proprio farlo prendendo spunto da una tragedia dell'ignoranza e della follia che ha mietuto morti e feriti. Possono davvero essere degli squinternati fratelli ramponi il simbolo della lotta di classe contro caro affitti? Chi come Salis si professa di sinistra dovrebbe avere un'attenzione speciale per gli esseri umani, e invece si ha l'impressione che per lei il popolo sia un'entità astratta e le persone soltanto dei simboli, tutt'al più delle categorie sociali. Altrimenti, prima di utilizzare una strage come strumento di battaglia politica, avrebbe pensato ai carabinieri uccisi, a quelli feriti, alle loro famiglie stravolte per sempre da un gesto che nessuna causa ideologica o economica può spiegare e tantomeno giustificare. Non mi permetterei mai di dare consigli, ma poiché il suo partito ospita due geni del marketing politico come Fratoianni e Bonelli, chieda a loro. Sicuramente le spiegheranno che è sempre una questione di timing e che a volte è meglio scendere dalla giostra delle dichiarazioni a uso dei social e tacere, almeno davanti alla morte, compresa quella di chi si guadagna da vivere difendendo uno Stato che a lei non piace. Così il Corriere, casa Salis in prima pagina con Massimo Gramellini, ma io sul Corriere ci ritornerò nei prossimi minuti perché c'è l'intervista con Luca Zaia. Piatto ricco micificco. Intanto il Fatto Quotidiano che in centro pagina mette 6.800 miliardi. Riarmo europeo, costa 1.500 euro l'anno a ogni cittadino, bimbi inclusi. Spesa mostre per 10 anni, Ursula moltiplica per 8 gli 800 miliardi del riarm. Idem già pronti alla difesa. Sgap e altri cacciabombardieri, il PD voterà sì col centrodestra. Ne parla oggi il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Giornale e a proposito di Landini, il Giornale scrive: Landini da legare, dalla rivolta sociale agli insulti. Ricordate quello che aveva detto tempo fa? Evocava una rivolta sociale. Il leader CGIL, Meloni cortigiana, lei mi dà della prostituta e rispetto per le donne, la slime. Tace, non parla. Sul Giornale in taglio alto, tasse, bonus e company, ecco chi ci guadagna e quanto dalla manovra, fino a 440 euro in più in busta paga. La maggioranza trova l'accordo sulle banche. Way. Gianmaria De Francesco, la manovra 2026 è improntata su due parole d'ordine: equilibrio e fiducia. Si deve guardare al futuro senza però lasciare in eredità altro debito pubblico. Il governo punta a sostenere famiglie e imprese senza rinunciare al percorso di rientro dei conti pubblici. Non è un'impresa per nulla facile o scontata. La linea del documento programmatico di bilancio inviato ieri a Bruxelles è prudente ma ambiziosa, come nello stile del ministro Giorgetti, e mira a conciliare crescita e sostenibilità finanziaria, accompagnando l'Italia fuori dalla procedura per disavanzo eccessivo e cercando di guardare al ceto medio. Così il Giornale in prima pagina con l'editoriale di Alessandro Sallusti: a lezione di propaganda. Meloni è solo una cortigiana, ha detto Maurizio Landini l'altra sera a Di Martedì. Giovanni Floris aveva impostato tutta la trasmissione su 5 clip video che riguardavano Giorgia Meloni, Donald Trump e la ministra Roccella, ripetute ossessivamente per tutto l'arco della serata e sottoposte di volta in volta al giudizio dei suoi ospiti, ben 12 fino a mezzanotte. Veltroni, Schlein, Landini, Renzi, i più famosi, tutti rigorosamente e dichiaratamente di sinistra. Qua mi fermo, ma è potentissimo l'editoriale di Alessandro Sallusti oggi sul quotidiano Il Giornale. Non vi basta? C'è Luigi Mascheroni in prima pagina, il suo Giù la maschera, e anche questo è da leggere. Insomma, è bastato che il governo, si intitola Calma
e sesso. Calma. E sesso. Insomma, è bastato che il governo provasse a regolamentare, non a vietare, regolamentare l'educazione sessuale nelle scuole, calibrandola per età e coinvolgendo le famiglie, che l'ala progressista del paese, orfana del pacifismo per mancanza di guerre, si gettasse sugli scarti della propaganda gender. E così, capeggiata dall'eurodeputato PD Alessandro Zan, uno che non sa definire chi è donna e chi non lo è, ma vuole insegnare alle mamme come educare i figli, lui che difende popoli in cui si sposano a forza le dodicenni, subito si è stracciato il corsetto con gli strass, urlando scandalizzato al ritorno del Medioevo. Vade retro, orsetti, unicorni, dildo, carri e campi larghi. Detto che se dovessimo scegliere a chi affidare l'educazione sessuale dei figli, tra nostra moglie e un'attivista LGBTQ, butteremmo giù Cati La Torre. Ci chiediamo: 1. Cosa c'entra l'educazione sessuale con la prevenzione della violenza di genere, cosa sulla quale insiste il fronte progressista? 2. Perché la comunità LGBTQ è ossessionata dai bambini e sul sesso? Perché è sbagliato pensare che la scuola debba occuparsi di istruzione e le famiglie dell'educazione? Perché dobbiamo fidarci di Zan, uno che vuole introdurre il reato di opinione per chi non condivide la sua di opinione? Si inizia con una simpatica drag queen in aula, si finisce con il transessualizzare chirurgicamente i bimbi e poi la sinistra con le sue idee e le sue ideologie l'abbiamo già tutti i giorni in piazza, in TV, al cinema. Non vorremmo ritrovarcela anche nelle mutande. Luigi Mascheroni quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Girando pagina e entrando nel giornale, ecco la manovra 2026. A famiglie, imprese e occupazione i principali benefici, trovata l'intesa sulle banche. Paginoni sul quotidiano Il Giornale su questa manovra. Ma a pagina 6, città devastate dai cortei Propal, Roma paga i primi 100.000 euro. Salasso nella capitale solo per ripulire i muri imbrattati, ma se l'edificio è privato spetta ai condomini. Danni ingenti ancora da stimare a Milano, Udine e Torino. Ancora sul quotidiano Il Giornale un altro allarme, anche qua l'allarme degli 007 e delle procure d'Europa. Hamas è già tra noi e sono in migliaia. Miliziani in Italia da prima del 7 ottobre a caccia di permessi di soggiorno. Le bandiere verdi dei terroristi comparse nei cortei Propal, dove in tanti parlavano arabo. Il ruolo di Hannun già attenzionato dagli Stati Uniti. E noi, naturalmente, siamo ottimisti, molto ottimisti, non poco ottimisti, molto ottimisti, così tanto che vi porto coraggiosamente sul quotidiano La Repubblica. Nuovo vertice Trump-Putin a Budapest per fermare guerra. 2 ore e mezza a Budapest per fermare guerra. L'articolo non si usa, la Repubblica può farlo. A Budapest per fermare guerra. 2 ore e mezza di colloquio telefonico su tregua e invio di Tomahawk a Kiev. Il presidente USA: i missili servono anche a noi. Entro 2 settimane l'incontro per la pace. Oggi Zelensky in visita alla Casa Bianca. Chissà cosa gli dirà Trump. Manovra, c'è l'accordo nella maggioranza, più tasse alle banche. È una cortigiana. Scoppia la lite Meloni-Landini. E poi, naturalmente, in prima pagina, il GIP, un omicidio pianificato. Pamela si è accorta di morire. Siamo su Repubblica e allora all'interno, eccola qua, c'è l'intesa sulla manovra, credito e assicurazioni pagheranno 11 miliardi. IRAP più alta e sarà prevista un'aliquota del 27,5% sui profitti, coperture da PNRR e sigarette più care. Valentina Conte ci ricorda il ritocco per le pensioni minime, aumenta l'età dell'uscita dal lavoro. Ma sì, di qualche mese, cosa vuoi che sia? Scintille con i banchieri, poi la chiamata di Meloni, dovete contribuire, ma soprattutto a pagina 13
è la cortigiana di Donald, premier contro Landini, sessista, la leader di Fratelli d'Italia e la frase pronunciata in TV dal segretario della CGIL, obnubilato dal rancore. Scoppia la polemica, la replica, ho chiarito subito, il mio era solo un giudizio politico. Ma chi arriva a difendere Landini? Chi arriva, lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, non lo dico, lo devo dire, è la Boldrini, dai! Laura Boldrini, l'ex presidente della Camera, chi mai se l'aspettava? Un equivoco, non voleva offendere, ora basta vittimismo. L'ex presidente della Camera dichiara: ho subito violenze verbali, ma non è questo il caso. La destra vuol nascondere altro. La maggioranza non strumentalizzi. Maurizio voleva usare quel termine nell'accezione maschile. Capito? Io no, però ancora sulla Repubblica, a pagina 20 c'è il solito articolo che sputa addosso alla Lega, questa volta di Francesco Bei, Lega, 3 correnti alla resa dei conti. Chiudi la porta, c'è corrente! 3 correnti alla resa dei conti, Salvini stretto tra Zaia e Vannacci, la morsa contro Salvini tra Zaia e Vannacci, maronna mia, Repubblica, martedì il Consiglio federale, dopo la triplice batosta alle regionali, l'ala nordista si coalizza sotto la guida del Doge, ed è interessante vedere la galassia Lega, questa non l'avevo mai vista, la galassia Lega, un tempo c'era il cerchio magico, ve lo ricordate? Adesso la galassia Lega. La Lega oggi si articola in 3 gruppi principali: il fronte guidato da Matteo Salvini, l'area dei governatori del nord con la T, e il nuovo team legato al generale Vannacci. Allora, con Salvini c'è tutto intorno, no? C'è il girotondo Claudio Durigon, Silvia Sardone, Lorenzo Fontana, Laura Ravetto e Claudio Borghi. Questa è la galassia Salvini. Nel team Vannacci c'è Norberto De Angelis, Massimiliano Simoni e Guido Giacometti. Non ne conosco nessuno. Nel partito del nord di Luca Zaia troviamo Massimiliano Fedriga, Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo e Attilio Fontana. Attenzione, ci sono ancora posti liberi nell'una e nell'altra parte, quindi se qualcuno vuole aderire in qualche galassia, l'ame rotanti alla barda spaziale. È sceso d'ascolto, è ritornato Goldrake nel weekend, ma sta scendendo la domenica alle 19 mi pare, ma sta già scendendo, sono molto triste. Cardinali, e uno dice cardinali, papi, cardinali, no, a pagina 25 di Repubblica ci fermiamo, ma il mio vernacoliere piaceva pure a Berlusconi. Il direttore del mensile più irriverente d'Italia annuncia la sospensione delle pubblicazioni dopo 43 anni. Il mondo è cambiato. Eccole qua le copertine del vernacoliere che anche io spesso ho condiviso. È un po' volgare, ma poco. Giro ancora la pagina inviando a voi il forte messaggio: scriveteci 340 6709 659 per commentare le notizie che vi sto leggendo. Sul quotidiano La Verità: patto Ursula sindaci di sinistra, attenzione, questa è grossa, attenzione, patto tra Ursula e i sindaci di sinistra, faremo da cavie per le auto robot. Non bastavano lo stop ai diesel e l'imposizione delle auto elettriche. Milano, Torino, Genova e Roma e altri 56 comuni, probabilmente di sinistra, pronti a sperimentare i veicoli a guida autonoma per conto dell'Europa. Si rischia un altro caos in strada dopo le ciclabili per fare un favore ai marchi tedeschi o cinesi. Interessante? Case più care a causa del green. L'Unione si inventa l'edilizia popolare sostenibile. Siamo sul quotidiano La Verità. Di spalla c'è il libro esplosivo
presentato da Francesco Borgonovo, von der Leyen ha reso Bruxelles il paradiso di tutte le lobby. Fronte Ucraina, Trump ci riprova e chiama Putin, appuntamento a casa di Orban, ma naturalmente in centropagina Landini insulta la Meloni, è una cortigiana, ennesimo attacco. Il leader della CGIL, che in teoria dovrebbe fare il sindacalista, critica i legami con Donald, il premier obnubilato dal rancore. I progressisti fanno la morale sulle donne, poi ti danno della prostituta. La misura non sarà una tantum manovra, la maggioranza trova l'intesa sul prelievo alle banche. Di questo ed altro parliamo tra un quarto d'ora nel cui Parlamento con il deputato Ottaviani. Ancora solo sulla Verità, i capi di Big Pharma perdono un po' di milioni, la fine dell'epoca d'oro per loro del Covid. Giù le paghe. Eh sì, Patrizia Florebreiter, con il grosso calo delle vaccinazioni crollano anche le fortune dei paperoni di Big Pharma. Le azioni di Moderna e BioNTech sono infatti andate a picco dopo i record del 2021 raggiunti grazie alle profilassi di massa e i manager ancora straricchi piangono. Il loro patrimonio complessivo ora vale 1/3 rispetto ai tempi del Covid. Siamo sul quotidiano La Verità e all'interno, mentre si straparla di patriarcato, Landini dà della cortigiana a Meloni. Il leader della CGIL rinfaccia al capo del governo i rapporti con Trump, dura la replica, fanno la morale sulle donne e poi ti danno della prostituta, l'ex FIOM tenta la superscazzola, giudizio politico non sessista. Di questo e d'altro con Giorgio Gandola sul quotidiano La Verità, eppure La Verità ricorda il vernacoliere. Il vernacoliere al canto del cigno, così il telefonino ha ucciso la satira. Mario Cardinali, lo storico direttore editore del mensile livornese di Sberleffi, annuncia dopo 65 anni: a novembre l'ultimo numero, pesa la crisi della carta, aspettiamo tempi migliori che speriamo arrivino. Basta leggerne qualcuno a caso, no? Omona Sega, il ginecologo, la pugile argerina Cianapotta fa paura, sconsigliata ai deboli di core. Ha vinto Giorgia, ritorna la lotta partigiana, Letta alla macchia, ma era soltanto perché eia, alala, sarza potenter, grido fascista, primi arresti, in galera chi risponde, Erbuldello de Tumà. Lo so, sono un po' pesanti e dure, ma ogni tanto si può anche ridere. Un po' meno ridono i gatti neri, a pagina 23 del quotidiano La Verità, però è vero, gatti neri vessati durante Halloween, adozioni sospese per sottrarli ai riti. Donna albanese fa richiesta del permesso di soggiorno, i poliziotti scoprono che ha 2 mariti e la denunciano. Questa è la verità degli altri, ma è vero è che per tutto il mese di ottobre e fino al 10 novembre a Terrassa, cittadina catalana a nord di Barcellona, nessuno potrà adottare un gatto nero. Il comune spagnolo ha deciso di sospendere temporaneamente le adozioni per proteggerli da possibili rituali o maltrattamenti legati ad Halloween. Hai capito? E io che ne ho 3 di gatti neri a casa, sono loro che fanno rituali e maltrattamenti a noi, ve lo posso assicurare. Ho ancora tempo per il quotidiano Avvenire. Guerra alla fame. Dal Papa un appello per i conflitti in corso che portano carestie, la striscia, Haiti e i tanti dell'Africa. Leone alla FAO si rivolge ai potenti, non voltarsi dall'altra parte. Davanti al dolore di milioni di persone, e Mattarella richiama il ruolo insostenibile del multilateralismo. Questo è il principale titolo del quotidiano Avvenire. Ancora un girettino, lo faccio volentieri sul Tempo.
Cortigiana sarai tu, ed eccolo qua, Landini vestito da donna, o meglio da cortigiana. Ha firmato i contratti a 5 euro l'ora, ha bloccato il paese per la rivolta sociale e ora dal leader CGIL Landini la vergognosa accusa alla Premier. È una cortigiana. Poi il goffo tentativo di correggere il tiro, giudizio politico nel silenzio di Schlein. Quei tre dell'Ave marijuana di Tommaso Cerno, è potentissimo anche questo da leggere, vi dovete assolutamente trovare il quotidiano Il Tempo. Il Tempo di Osho: Leoncavallo rifiuta la nuova sede, riprendiamoci la vecchia. Lo stabile che ci ha offerto il comune fa cagare. Domani chiamo la Salis Reale Estate e vediamo se hanno qualche immobile da proporci. Cioè la Salis ha messo su un'agenzia, Si scherza, dai! Possiamo scherzare? No, non si può più scherzare. Bisogna essere seri. E allora seriamente guarda all'interno. Cortigiana sarai tu! Bellissimo, leader della CGIL vestito da cortigiana. Salis, disastro sui social. La morte di Pamela? Uccisa dal patriarcato. Prima dimentica i carabinieri morti nella tragedia di Casteldazzano, poi sul femminicidio di Milano se la prende col potere degli uomini su di noi, a pagina 3 del quotidiano Il Tempo, che scherza anche, ma è tutto vero invece, su TSO Umaoro, Tsoumaoro, dai, l'onorevole con gli stivali sempre puliti, la giravolta con le galosce, ora vuole i migranti a casa loro, cioè la pensa come la Lega. L'ex deputato di AVS organizza un evento alla Camera e sposa il piano Mattei, investire nella terra di origine. Sumaoro, i nuovi modelli per Abubakar, il presidente della Camera Fontana, il sottosegretario leghista Freni e il consigliere della Premier Fabrizio Saggio. Sumaoro for president, scordiamoci o passato, veramente tutto da leggere. L'articolo a pagina 5 del quotidiano Il Tempo che vede finalmente Sumaoro dalla nostra parte. Intanto però a Grosseto finti contratti d'affitto per il permesso di soggiorno. L'inchiesta sul business dei clandestini scuote la Toscana. Coinvolti 60 extracomunitari, imprenditori ed intermediari. Super Meloni, vola oltre il 30%. I Propal non servono al PD, sale la fiducia nel governo. Barometro Demopolis. Se si andasse al voto oggi, il partito della Premier avrebbe il 30,2%, il PD al 23%, 5 Stelle 12,4%, AVS 6,7%, Forza Italia e Lega all'8,8% e all'8,5%. Questa tornata elettorale darà un quadro ancora più chiaro sul gradimento della maggioranza fra i cittadini. Meloni è la figura di riferimento per la maggioranza degli italiani, capace di intercettare consenso a 3 anni dall'insediamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il vortice ciclonico che ha interessato negli ultimi giorni il sud va allontanandosi verso la Grecia. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni potranno ancora interessare le regioni meridionali e il medio Adriatico, a tratti intense e persistenti. Bel tempo prevalente altrove. Nel pomeriggio ultimi fenomeni a carico del basso versante tirrenico e della Puglia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud.
Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Se ti perdo, non so che farei. Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima, non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco solo una notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicina solo una notte. Ho le stelle e la luna spariranno in più. Con le ali vicino volerai laggiù. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima, non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco solo una notte.
flashback che ci fa tanto piacere, quello con Alan Sorrenti, Non so che darei, in occasione del 45esimo anniversario della sua pubblicazione originale. È tornato in circolazione in digitale, in CD e in vinile l'album Di notte con la traccia bonus tracks che abbiamo sentito quest'estate, Magico di notte remix del DJ Pecca. Chiaro che se avete vissuto quegli anni, Alan Sorrenti, comprare il 33 giri di notte è splendida idea. 8:38, buon mattino da Sammy Varino, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Tra pochi minuti ci collegheremo con il Parlamento, avremo Nicola Ottaviani che ci parlerà proprio di questa ultima finanziaria, manovra, e La Stampa apre con proprio manovra stangata sulle banche, 11 miliardi, tensione al vertice di maggioranza, poi Forza Italia cede, il prelievo in 3 anni, 27,5% sugli utili accantonati a patrimonio. Trump-Putin summit a Budapest, ma di spalla Landini, Meloni cortigiana, lei sulle donne, sinistra sessista. In centropagina però c'è Gino Cecchettin. Sbagliata la marcia indietro sull'educazione sessuale in classe, la mala educazione, e naturalmente si ricorda quello che è successo con l'articolo di Chiara Saraceno Se la scuola è anaffettiva e di Andrea Siravo Pamela, un anno di botte, con l'immagine di Gino Cecchettin accanto a una foto della figlia Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Educazione sessuale a scuola, cosa ne pensate voi? Sapete bene che non è che la si toglie, ma semplicemente abbiamo visto come la faceva la sinistra. Quindi vogliamo che vengano avvisati i genitori a casa di chi sta per entrare nella classe dei propri figli. E ti leggo il buongiorno di Mattia Feltri oggi sulla Stampa, che si chiama Tutto il contrario. La notizia che anche ai ragazzi delle medie, dopo i bambini delle materne e delle elementari, saranno esclusi dai progetti educazione sesso-affettiva, giunta nel giorno del massacro della povera Pamela Genini per di più, accende lo sdegno di molti che si sentono precipitati in un'epoca oscura. Io non ho un'idea precisa se sia importante o no educare in classe sessualità e affettività e se tale educazione contribuirà a ridurre i femminicidi, conservo molti dubbi. Più in generale, resto a bocca aperta davanti all'affidamento sulla scuola per ogni problema. Se c'è qualcosa di storto, a raddrizzarlo si invocano maestri e professori, e se non basta, poliziotti e giudici. C'è razzismo? Si insegna a scuola l'educazione all'uguaglianza. C'è dipendenza dai social? Si insegna a scuola l'educazione a un web responsabile. C'è la delinquenza? Si insegna a scuola l'educazione alla legalità. C'è il bullismo? Si insegna a scuola l'educazione al rispetto. C'è l'omofobia? Si insegna a scuola l'educazione all'inclusività. Potrei andare avanti per chilometri. Deve essere la scuola a insegnare ai ragazzi a non drogarsi, a non bere, a non passare col rosso e a cedere il posto sull'autobus. Quanto spetterebbe ai genitori? I genitori lo riversano sull'autorità costituita. Giuseppe Prezzolini lo scriveva più di un secolo fa. Per gli italiani il governo non fa bene niente, ma al governo delegano tutto. Più di un secolo dopo nulla è cambiato, ci si spoglia di ogni responsabilità, così poi si può dare ogni colpa allo Stato e far finta che sia lo Stato a fare il popolo e non invece il contrario. Che ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659. Grande Sammy, mi domando, in Emilia e Toscana quanti asini consegnano le chiavi della regione a politici disagiati? Poi Landini, non dimentico la foto con la mascherina a braccetto con Dragon Ball, barista dei banchieri. Dobbiamo resistere con intelligenza ai mostri dell'arcobaleno, ci scrive Mattia da Padova. Il fatto è che i terroristi non se ne vanno, rimangono qui.
in attesa di ordini, scrive Marco da Milano. Lorenzo da Como, ciao Sammy, perché difendere Landini dopo che ha offeso volontariamente la Premier? Sappiamo bene che a sinistra l'offesa dell'avversario è un'arma usata quando si è a corto di argomenti, ovvero quasi sempre. Sì, buona giornata, un corno, perché poi la sinistra a un certo punto tira fuori anche i caschi e spacca tutto, una certa sinistra. E che sui pedaggi autostradali, che Salvini diceva di aver rinviato di un anno, ora mi pare che la consulta li dichiara operativi. Maurizio, non scherziamo. Sammy, tranquillo, sarà l'Italia il paese dove verranno chi esce da Gaza, da Hamas o da altri. No, dai Maurizio, dici che arrivano tutti qua? No, troppa strada, ma che vadano un po' nei paesi arabi, che lì se fai una cazzata te ne fanno di tutti i colori. Non vi dico cosa pensa Gino della Boldrini, assolutamente non mi interessa. Patriarcato? Potere sulle donne? Strano. Io non vedevo questo, e per i miei amici al 90% si lamentano perché le rispettive mogli non la danno mai, non la danno, nel senso non ti danno mai ragione, vero? Succede anche a me, non mi danno mai ragione. Purtroppo anche alla radio si sente giustificare chi non va a votare perché non ci sono politici che soddisfano le loro idee da realizzare. Beh, caro o cara, la nostra radio serve anche a questo, per capire se c'è qualche politico che merita oppure no il nostro voto. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Ma io mi chiedo, e non è una provocazione, ma il Gino Cecchettin cosa ha insegnato alla figlia? Perché è vero che i maschi devono essere educati, ma anche le femmine a tutelarsi da un numero esiguo ma esistente di maschi violenti e disturbati. Uno dei Ciao, tanti grazie. messaggi arrivati al 34067090659, ritornando sul quotidiano La Stampa, vi dicevo manovra, fondi dal PNRR, da banche e assicurazioni, 11 miliardi in 3 anni. Il contributo del 27% degli utili del settore finanziario non è una tantum, malumori nei ministeri che concorrono con 8 miliardi di euro di tagli. E poi l'intervista a Tria quest'oggi sulla Stampa. L'ex ministro dice: oggi il paese è ben visto sui mercati, non si danneggia la fiducia, gli aiuti vanno concordati, non imposti, serve stabilità, non improvvisazioni. Le grandi manovre servono durante le emergenze, una legge di bilancio contenuta è un buon segnale. Oggi sul quotidiano La Stampa si parla anche di manovra e proprio con un rappresentante della Lega parliamo di manovra. Qui Parlamento. Ringraziamo e salutiamo, ritorna con noi l'onorevole Nicola Ottaviani. Buongiorno. Buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori, anche e soprattutto quelli che non sono leghisti, perché da un momento all'altro si convertiranno sicuramente. Assolutamente, li stiamo convincendo, anche perché questa manovra è un miracolo, lo ha ripetuto ancora Giorgetti, contiene molto di Lega e insomma il fax è partito diretto alla Commissione Europea, al Parlamento italiano, un fax che contiene, come dicevamo tanti anni fa, lo diceva Umberto Bossi, dovremo mandare il fax in Unione Europea con scritto la manovra, contiene la manovra finanziaria pubblica 26-28, ma chiaramente stanno bollendo in pentola tante cose. Oggi un consiglio dei ministri. Come la definiresti questa manovra? Quali sono gli elementi caratterizzanti le scelte del governo? Quanta Lega c'è in questa manovra? Soprattutto questo. Nicola. Allora, io direi che possiamo dire con certezza che è una manovra volta ancora una volta allo sviluppo e alla produttività, perché si è cercato di recuperare delle risorse laddove delle risorse non vi erano e soprattutto laddove ve ne era davvero bisogno. Il concetto è sempre lo stesso, mentre col super bonus sulla casa, e devo dire che ad un certo punto
fummo costretti anche noi a rincorrere le follie del 5 Stelle. Questo è bene dirlo, perché la storia ha sempre un senso e deve essere sempre interpretata per quello che è, ma per evitare di tornare a votare e soprattutto di mettere in crisi ulteriormente un'economia italiana che in quel momento non andava bene, quel super bonus voluto dal 5 Stelle e soprattutto dall'ex presidente Conte ha procurato un danno mostruoso al paese, tant'è che secondo le stime dell'ufficio parlamentare di bilancio, e quindi non stiamo parlando certamente delle stime di un sottosegretario della Lega o magari di qualcuno a noi vicino al governo, e quelle stime ci danno una quantità di denaro pari a 200 miliardi, anzi 210 miliardi di euro a fine 2027. Se voi pensate che la manovra di quest'anno è di 18 miliardi di euro, stiamo parlando di qualche cosa come 12 manovre finanziarie, con la differenza che mentre la manovra finanziaria è per 60 milioni di persone, quei 210 miliardi di euro sono per appena 500 mila nostri concittadini. Beh, insomma, la proporzione è inaccettabile, la proporzione è inammissibile. Il governo che cosa ha fatto? Su proposta soprattutto del ministro Giorgetti, in uno con quella che è la nostra direzione nazionale e quindi con quelle che sono le indicazioni che provengono dalla base, perché poi la Lega si rivolge alla base degli iscritti, alla base dei militanti, il super bonus noi lo abbiamo riproposto ma in una versione completamente diversa, ossia per le imprese. In che termini? Le imprese che andranno ad investire su base 100 quelle che sono delle ipotesi di allargamento occupazionale o iniezioni in ricerca riceveranno dallo Stato un credito d'imposta pari al 110%, adesso si vedrà quella che è la quantificazione, in modo tale che si va ad investire su un ceto produttivo, si va a investire su chi crea occupazione, su chi crea ricchezza, su chi crea quel valore aggiunto che poi l'Italia si va a rivendere, nel senso migliore del termine, sul palcoscenico internazionale e soprattutto sui mercati che sono tanto finanziari quanto monetari. Ecco, questo è il senso dell'innovazione. Per passare poi molto velocemente, perché dobbiamo andare a sottolineare quelli che sono i risultati soprattutto in chiave Lega, alla questione relativa ai cosiddetti extra profitti. Allora, quindi qualcuno ha detto, ma volete demonizzare le banche? Ma neppure lontanamente, anche come si direbbe da qualche parte del nostro paese, manco per il cavolo. Perché? Che cosa è avvenuto? Noi abbiamo fatto un ragionamento molto chiaro. Abbiamo verificato, perché poi i numeri hanno la testa dura, abbiamo verificato che nel periodo 2022-2024 le banche italiane, al di là di quelle del sistema europeo, hanno sviluppato qualche cosa come 6,2 miliardi di profitti. Questi 6,2 miliardi di profitti extra, non profitti ordinari, sono arrivati alle banche non per una sorta di scommessa su quello che era il rischio creditizio. Sono arrivati alle banche per una serie di fattori che sono stati promossi dalla politica monetaria europea, internazionale e per certi aspetti anche italiana. Quindi stiamo parlando di profitti che non erano previsti o prevedibili, quel qualche cosa in più che di fatto, è inutile che ci giriamo attorno, viene giù dal cielo, non viene fuori da una programmazione di carattere aziendale, di carattere bilancistico, tanto per essere chiari. Allora che cosa abbiamo detto? Dato che in quella fase si è scelto di consolidare accantonando a riserva quei fondi, per cui sostanzialmente non sono stati prelevati, ma sono stati utilizzati dalle banche per consolidare il loro patrimonio, per dare la possibilità agli italiani di dire va bene, andiamo a chiedere il credito alle banche perché c'è la possibilità in questo modo di avere un credito sicuro, un credito che poi non porti ad un default. Ecco, in questo momento, una volta che è stata terminata quella che è la possibilità di questo consolidamento, quei soldi, quindi quella enorme massa di denaro, può essere utilizzata pro quota parte per essere redistribuita all'interno di quelle che sono le famiglie, e in parte anche le imprese, che hanno maggiore difficoltà. In che modo? L'ipotesi è quella di portare avanti un risultato che in totale arrivi attorno ai 4 miliardi e mezzo, ma non soltanto relativamente alle imprese creditizie, anche le imprese di carattere assicurativo, con una sorta di contributo volontario negoziato, quindi consensuale, tra
il governo e quindi i nostri cittadini e le imprese attorno ad 1,4 miliardi, recuperando 1,2 miliardi in un modo molto semplice, chiedendo di fare la distribuzione degli utili e quindi dei dividendi a quelli che sono gli azionisti. Se quegli utili vengono corrisposti per un altro quarto sostanzialmente gli azionisti, hanno il 25-26% di tassazione. Questo comporterebbe un nuovo introito per le casse dello Stato di 1,2 miliardi, in totale arriveremo a 2,8 miliardi, senza sacrifici particolari da parte delle banche, ma per venire incontro agli enormi sacrifici che gli italiani dal Covid in poi stanno portando avanti e davanti ai quali il nostro governo continua a lavorare con prudenza, con intelligenza, ma soprattutto con puntualità. E ti dico, io ho fatto in questi mesi molto da altoparlante ai nostri ascoltatori su questo tema. In tantissimi ci avevano telefonato per chiedere soprattutto la pace fiscale, questa nuova rottamazione delle cartelle importantissima, non tanto, e vogliamo ricordarlo, Nicola, non per i furbetti, per quelli che non hanno fatto la dichiarazione dei redditi, eccetera, ma per quelli che l'hanno fatta la dichiarazione, hanno denunciato, ma per molti motivi non sono riusciti a pagare, e molto spesso non sono riusciti perché ci sono stati dei problemi, delle emergenze, e magari hai saltato delle rate della scorsa rateizzazione e ti sei ritrovato di nuovo tutto il debito da pagare. Ricordiamolo, sarà possibile rientrare nella rottamazione quinques e quindi ricominciare a pagare con piccole rate, comunque rate decenti, il debito con lo Stato. È vero, Nicola? Beh, è un'altra questione, possiamo definirla di cultura politica e soprattutto di cultura economica. Dicevi bene tu prima, se c'è qualcuno che non vuole pagare, tu gli puoi fare anche 10 rottamazioni e 30 condoni e quello non viene. E c'era un vecchio detto che una volta recitava così: è inutile campana che tu suoni, se il cristiano non è devoto alla chiesa non ci viene. E quindi quando si dice che si vogliono fare condoni tout court, non ci si rende conto che qui noi stiamo cercando di rimettere nei termini della legittimità, della legalità e soprattutto della tranquillità familiare milioni di famiglie italiane che all'interno di quella morsa di cui parlavamo prima, che è quella del Covid, che è quella di disastri combinati dalla politica economica e finanziaria della Merkel prima e poi, dobbiamo dire, anche dell'attuale von der Leyen sul palcoscenico internazionale, sono andate a riverberarsi sulle nostre imprese e sulle nostre famiglie. Quindi noi sostanzialmente che cosa diciamo? C'è questa possibilità, che non è un obbligo, ci mancherebbe altro, per chi la vuole utilizzare. Rateizzare il debito in 9 anni significa poterlo sostenere per chi naturalmente ritiene di poterlo fare, e rimettere in bonus non soltanto quelle famiglie, ma anche quella fetta di economia, quella parte di economia che altrimenti rimarrebbe o sommersa o sarebbe destinata a dichiarare fallimento. Noi abbiamo un concetto molto puntuale e molto reale di quelle che sono le partite IVA nel nostro paese. La sinistra continua a parlare probabilmente soltanto di partite a tennis. E qui ci fermiamo. Seguite Nicola Ottaviani anche sulla pagina che riguarda la Camera del partito della Lega e soprattutto, Nicola, sempre un piacere averti su queste frequenze, perché ci spieghi nel modo migliore le buone e a volte le cattive notizie, ma questa è veramente quella buona. Buon lavoro all'onorevole Nicola Ottaviani. Buona giornata a tutti voi e soprattutto agli italiani che si alzano la mattina e portano avanti questo paese. Grazie, parlava di me chiaramente Nicola. Buongiorno da Sammy Varin, 8:56, signore, abbiamo una manciata di minuti prima della pausa e poi arriverà Silvia Tarantola, signori. Già, è stata eletta da pochissimo coordinatrice della Lega Giovani di Varese. Intanto però ero sul quotidiano La Stampa e ci voglio restare perché all'interno, oltre a parlare di manovra in vari paginoni, Tajani cede, c'è l'accordo sul credito, ma il mondo della finanza si ribella, fammelo vedere, guardalo qua, banchieri e assicuratori replicano al centrodestra no a un'imposta che sia permanente, e pare che sarà proprio così. Dove volevo portarvi invece? A pagina 14, perché a proposito di Lega, Bossi benedice il modello tedesco.
il Nord, liberi di usare le nostre risorse. Nel Carroccio si dibatte su come dare maggiore autonomia al partito nel territorio. Il retroscena di Francesca Del Vecchio, leggiamolo insieme. C'è una lega in bilico divisa tra linee non solo geografiche, il Nord con le sue radici territoriali, il Centro-Sud dove l'appello identitario e nazionalista reclama spazio. Al centro Roberto Vannacci, vice segretario leghista che tenta la spallata verso la destra radicale e che sembra incarnare per molti dirigenti storici lo spettro di un partito distante dalle origini. In questo contesto Luca Zaia, capolista in tutte le province del Veneto, continua a ragionare su un progetto di scissione, il cosiddetto modello tedesco CSU-CDU, a cui guarda con attenzione anche lo staff di Umberto Bossi, che ricorda come fu proprio il senatore ai tempi del governo Berlusconi e del Popolo delle Libertà a ipotizzarlo per primo. All'epoca la proposta era quella di una Lega come partito del Nord, affiancata a Forza Italia e ad AN nel resto del paese. Oggi, osservano i fedelissimi di Bossi, il modello viene riproposto all'interno della stessa Lega per adeguarsi al contesto territoriale, ma la genialità dell'idea porta la firma di Umberto. Non un esercizio retorico a giudicare dall'insistenza con cui se ne parla tra dirigenti e amministratori del Carroccio. Ripeto, è un retroscena, quello di cui parla oggi la Stampa, ma di un tentativo di ridefinizione interna. Due leghe confederate, una nordista, più territoriale e pragmatica, l'altra a vocazione nazionale, capace di dettare la linea su temi politici e internazionali. Alla base del piano la consapevolezza, specie tra chi osserva dalle regioni culla del leghismo, che non solo si tratta di un passo auspicabile, ma addirittura necessario. Finalmente padroni delle nostre risorse, liberi di dare risposte a cittadini e imprese. Un po' quello che stiamo cercando di sviluppare con la Carta della Lombardia di Massimiliano Romeo, spiega Fabrizio Sala, capo della segreteria provinciale di Bergamo. Impossibile continuare a far finta che territori così diversi abbiano le stesse esigenze. Parla di un partito nel partito, con piena autonomia decisionale anche su liste, candidature e nomine. Roberto Marcato, assessore leghista in Veneto, è l'unica soluzione per tornare a essere quel che eravamo, un sindacato del territorio antifascista a cui le decime non interessano. Il concetto chiaro a tutti è uno: basta pensare, basta passi indietro per non dispiacere i colleghi del Sud. Dettaglio non da poco il ritorno della parola Nord nel simbolo per restituire identità e radicamento, un progetto complesso che richiede l'assenso di Salvini, al momento non intenzionato a concedere spazio. Difficile per ora che ci siano slanci concreti, ma non è escluso che l'argomento possa tornare sul tavolo già martedì prossimo durante il Consiglio federale. Un confronto, o forse una resa dei conti, tra la linea Vannacci e quella tradizionale, a partire dagli ultimi risultati elettorali e in vista delle regionali in Veneto. Nelle segreterie regionali del Nord se ne parla già. La preoccupazione è per un'emorragia verso altri movimenti autonomisti, come il Patto per il Nord dell'ex Paolo Grimoldi, ipotesi remota, ma che nessuno oggi si sente di escludere. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nella testa un casino, tu mi guardi e mi chiedi chi ha vinto. Come potrei vincere io, che non credo al destino, ma il cuore trema quando mi sei vicino. Se il mondo finisse stanotte, staresti con me. Amare te quando sei distante, un viaggio lungo su Marte, maledettamente te. Odiare me forse è facile, come odiare la notte passata senza dire. Le mie labbra vicino al tuo corpo che sembra dipinto, inconsapevolmente fragili noi.
contro il destino, col cuore in gola resto senza respiro. Se il mondo finisse stanotte, saremmo io e te. Amare te quando sei distante, un viaggio lungo su Marte, maledettamente. Odiare me forse è facile, come odiare la notte passata senza te. Non so capitare in nessun posto da quella sera in cui mi hai detto che non mi importava niente di te, niente di te. Chiedo di restare solo un attimo al mio fianco, perché non riesco più ad essere me stessa da quando non sei con me, da quando tu non sei con me. Un brano carino da sentire in cuffia di Creta, si intitola Stanotte, un sound indie pop contaminato da atmosfere a bassa fedeltà. Adesso si usa fare registrazioni utilizzando il nastro o abbassando proprio gli hertz, per cui viene fuori una schifezza, cose che noi ripudiamo, ma stanno bene a volte nelle canzoni e non chiedetemi perché, come no, dai. Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità, 45 giri piuttosto vecchiotto, e si sentiva male appositamente, lo facevano sentire male mentre cantava. Ogni sera vado a cantare. Dai, non ve la ricordate? 4 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno, sono Sammy Varin. Pochi istanti e ci colleghiamo con la Lega Giovani di Varese, ma a pagina 17 del quotidiano La Stampa c'è Gino Cecchettin. Lo stop all'educazione sessuale a scuola è un passo indietro grave e pericoloso. Il papà di Giulia Cecchettin boccia l'emendamento della Lega. E quando mai? I ragazzi chiedono strumenti per capire. Chiaramente ho cercato di farvi capire in cosa consiste l'emendamento della Lega. Questa mattina ne parlano molti giornali. Abbiamo semplicemente paura che la sinistra porti travestiti, gender strani e personaggi che non hanno bene idea di cosa hanno in mezzo alle gambe a parlare ai nostri bambini. E persino La Stampa quest'oggi dice: ma cavolo, ma dobbiamo sempre delegare tutto quanto alla scuola? Ma la famiglia che fa? Punto di domanda. Abbiamo scherzato, non lo dico io, ma la dice sempre il quotidiano La Stampa questa frase, perché si ferma dopo 65 anni il Vernacoliere, lo storico mensile satirico di Livorno. Il direttore: noi sempre contro l'autorità, ma oggi è un altro mondo. A sinistra hanno sempre storto il naso, Reste del Buono ci difendeva: se non hai dubbi non capisci niente. E insomma, quante volte lo abbiamo letto anche in diretta su queste frequenze. Qualche parolaccia, certo, ma il Vernacoliere davvero indimenticabile. Andiamo a sentire cosa succede a Varese, cosa succede tra i giovani della Lega. Succedono cose belle. Domenica scorsa, nella storica sede di Piazza Podestà a Varese, è stata eletta coordinatrice della Lega Giovani di Varese Silvia Tarantola. Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, grazie per l'invito. Ma prego, ma è un onore, cavolo, vuoi mettere? E qua si muove qualcosa tra i giovani, vi abbiamo visti all'opera in queste settimane, in tanti eventi, naturalmente a Pontida, ma spesso e volentieri, se seguite la Lega su Instagram, c'è qualche giovane, mi sa che ci sei stata dentro anche tu, che fa qualche video, che parla di qualche argomento, eccetera. Si cerca di comunicare non soltanto attraverso i big della Lega, ma anche e soprattutto attraverso i giovani. Silvia, perché la Lega? Come ti sei avvicinata alla Lega? E prima di tutto voglio essere subito irriverente. A quanti anni hai cominciato e adesso quanti anni hai? Silvia Tarantola. Ok, allora io ora ho 21 anni
e mi sono avvicinata, diciamo, al mondo politico, alla Lega in particolar modo, 3-4 anni fa. Allora, la mia famiglia è sempre stata di questo stampo, quindi sono sempre, diciamo, stata influenzata positivamente su questo aspetto. E mi sono avvicinata però al mondo politico innanzitutto grazie all'università che sto frequentando scienze politiche, e anche al lavoro che ho fatto durante questi anni. Ho lavorato per il consigliere Emanuele Monti, e questo devo dire che mi ha fatto vedere da molto vicino il mondo politico. Più concretamente mi sono avvicinata ovviamente facendo militanza nel partito. E devo dire che come giovani abbiamo tanti progetti avviati anche dalla precedente coordinatrice Carlotta Bozzolo, che voglio ringraziare. E se ti va ti posso raccontare brevemente qualche progetto attivo che abbiamo. Assolutamente sì, perché ci sono ad ascoltare in questo momento molti genitori, molti nonni che molto spesso appunto hanno dei figli, dei nipoti che vorrebbero avvicinarsi alla Lega, ma non sempre poi la trovano, anche se siamo forse l'unico partito sempre perennemente in piazza. Quindi poi ci ricorderai anche sui social come trovare la Lega Giovani, ad esempio quella di Varese. Piccoli Salvini crescono, mi scrive Giuliano, ma io voglio anche aggiungere piccoli Alberto Stefani, piccole Sardone, piccole Tovaglieri, piccole Cisinti, insomma tanti esempi, e poi i più famosi da Matteo Salvini a Romeo, a Molinari, cresciuti proprio davanti a questo microfono, perché hanno fatto palestra per anni, se non per decenni, a Radio Padania Libera, poi Radio RPL, ora Radio Libertà, e quindi la voglia di parlare, ma aggiungo io la voglia di ascoltare, è cresciuta nel tempo. E nei giovani, come vedete, ha come esponente la Silvia Tarantola. Silvia, raccontaci davvero le sfide e i progetti dei giovani, in questo caso a Varese, ma non soltanto, perché abbiamo sentito nelle scorse settimane la Lega Giovani è sparsa un po' in tutta Italia. Silvia. Esatto, allora vi racconterò brevemente 3 principali progetti a cui stiamo lavorando, tra tanti. Allora, in occasione del periodo natalizio che si sta avvicinando, la Lega Giovani, ad esempio, promuove una raccolta di libri solidale. Allora, l'iniziativa l'abbiamo aperta ai rappresentanti del territorio, quindi politici, ma anche ragazzi cittadini che desiderano mettersi in gioco, partecipare. Cosa facciamo? Chiediamo la donazione di libri nuovi o comunque in buono stato, che verranno poi consegnati all'ospedale di Varese. Per noi questo è un gesto che unisce soprattutto cultura e solidarietà. Questo è uno dei progetti che abbiamo attivi. Un altro progetto che stiamo portando ultimamente sono delle gite sul territorio, ovvero sono occasioni, queste gite, per conoscere meglio la nostra provincia, queste gite che facciamo in provincia di Varese, per apprezzare la bellezza, ma conoscere anche culturalmente il territorio e rafforzare anche il senso di gruppo, che devo dire a Varese il gruppo è già molto numeroso e si è ormai consolidato come una realtà attiva e affiatata, sembrerebbe, che va oltre il semplice impegno politico, e questa è una cosa molto bella che spinge molti ragazzi a unirsi a noi. Mentre come ultimo progetto che vi elenco, è un progetto molto importante, soprattutto attualmente, visti i problemi che noi ragazzi riscontriamo nella città di Varese. Come Lega Giovani abbiamo avviato un progetto di autodifesa che continueremo, tra l'altro, la seconda giornata sarà questa domenica, perché crediamo che la sicurezza personale innanzitutto sia un diritto fondamentale, e il nostro progetto di autodifesa nasce proprio dall'esigenza concreta, ovvero offrire ai giovani degli strumenti pratici per affrontare situazioni di rischio e rafforzare la fiducia in se stessi, perché io mi metto in prima persona come ragazza, ma anche i ragazzi ormai non si sentono più liberi di girare. Io parlo di sera, di notte, ma anche in pieno giorno ci sono certe zone della città di Varese che ormai non sono più frequentabili, o almeno non si può più girare da soli perché sono veramente pericolose. E
quindi non sono rari gli episodi di violenza su ragazzi e purtroppo ancora meno su ragazze, e anche per questo chiediamo al Comune di pensare maggiormente alla sicurezza per le strade e per noi ragazzi, perché in questo modo certe piazze, certi punti di Varese anche centrali rimangono completamente vuoti, e questo è veramente un peccato. Fateci un giro a Varese, nel tardo pomeriggio in Piazza Repubblica, in altre zone, c'è Esatto. veramente da avere paura. Chiaramente Varese, città ultimamente amministrata dal PD. Silvia, dove possiamo trovare i giovani della Lega fisicamente, ma soprattutto su internet, visto che ci stanno ascoltando un po' in tutta Italia? Chi vuole avvicinarsi, chi vuole dare una mano, chi vuole fare squadra con la Lega Giovani, sto parlando di giovani ma anche diversamente giovani, comunque l'età è sempre parecchio alta, ci sentiamo sempre giovani anche se forse non lo siamo anagraficamente. Dove troviamo la Lega Giovani, Silvia? Allora, ci trovate Varese e provincia. Fisicamente ci trovate in Piazza del Podestà 1 a Varese, dove c'è la nostra sede, quindi chiunque volesse venire per iscriversi o chiedere informazioni lo può fare benissimo. Sui social invece ci trovate su Instagram e Facebook Lega Giovani _Varese. E allora, Silvia Tarantola, è stato un piacere, buon lavoro, buono studio e buona politica. Alla prossima! Grazie, alla prossima, ciao! Silvia Tarantola, diventata coordinatrice della Lega Giovani di Varese. A proposito di Lega storica, fatemi fare un flashback, dai, oggi sul Corriere, e gli mandiamo un salutone. Diventai senatore a mia insaputa. Nel 92 Bossi dormiva su un divano. Per Berlusconi io ero Tagliarini. Fui nella Folgore come Vannacci. Che fine ha fatto il vecchio Paglia? Eccolo qua, Giancarlo Pagliarini, 83 anni, è stato parlamentare leghista per 14 anni e ministro del bilancio nel primo governo Berlusconi. Le vecchie volpi del Corriere, oggi a pagina 25. Una bella intervista che ci riporta indietro nel tempo e con un pizzico di nostalgia, ma meno nostalgia quando restiamo sul Corriere ed è arrivato il momento. Vi ho tenuti con le braccia in alto e adesso vi leggo l'intervista a pagina 11 con Luca Zaia. Lega di ieri, Lega di oggi e anche di domani. I voti bisogna prenderli, venderemo cara la pelle. La Lega come CDU-CSU è il modello vincente. Zaia, così si può tenere conto delle diversità. Intervista a pagina 11 del Corriere. Luca Zaia, ora che ha lanciato la sua candidatura, è pronto a voltare pagina? Tutto ha un inizio e una fine, risponde il presidente uscente del Veneto. Bisogna sempre mantenere la lucidità e vincere la tentazione di abbandonarsi al feticismo, di rimanere attaccati alle cose materiali. Un po' di nostalgia, no? Mi spiace lasciare la guida del Veneto, dice Zaia, avevo ancora tanti progetti da realizzare, ma le leggi si rispettano e a me è stato vietato di ricandidarmi a presidente. Dei 15 anni di governo, cosa ricorda con più orgoglio? Dovrei dire delle infrastrutture, dell'autonomia, della sanità, ma per me rimane indelebile l'esperienza del Covid. È stato un grande banco di prova amministrativo e umano. Di lì a 3 mesi avrei dovuto andare alle elezioni. Non ci ho pensato un attimo a chiudere tutto, una scelta impopolare, dice Luca Zaia. Ricordo che imposi i tamponi obbligatori contro la normativa di allora, mentre il resto d'Italia diceva dalle piazze Milano e Roma non chiudono. Quella fu un'emergenza, ma un'opera, chiede il Corriere, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non avevamo titolo per inserirci, la candidatura era solo quella di Milano, ma anche se mi hanno molto criticato, mi sono buttato quando c'era il governo Conte 1. Ho visto che il Piemonte aveva presentato una sua candidatura, a quel punto ho scommesso tutto sul fatto che litigassero e a sorpresa, l'ultimo giorno utile, ho presentato la mia al CIO di Losanna.
ha deciso di candidarsi. Perché ci ha pensato tanto? Dice Zaia, io rispetto i ruoli e i tempi, ho preso il giusto tempo per meditare, poi di fronte ai veti alla mia lista e al mio nome nel simbolo, cosa inaudita in democrazia, ho deciso che se dovevo essere un problema, questo era l'unico modo per esserlo davvero, cioè candidarsi per andare alla conta. Ma con chi ce l'ha? Chiede il Corriere a Luca Zaia. Con nessuno. Mi sono candidato perché me lo chiedono tanti cittadini che non si riconoscono nei partiti. La lista Zaia aveva preso il 44% nel 2020. Oggi quel bacino è un contenitore per elettori di varia provenienza. Non sfruttare questo patrimonio è un errore. Si considera indispensabile? No, nella mia scelta non c'è presunzione né vanità personale. Mi candido per consentire ai cittadini che lo vogliono fare di lanciare un segnale forte. Molti veneti non hanno gradito i veti su di me. I consensi che tutti i sondaggi mi riservano non possono essere trascurati. Adesso vedremo come reagiranno. I veti arrivano dal centrodestra, rintuzza il Corriere. Risponde Zaia, ho un ottimo rapporto con la coalizione e penso che Giorgia Meloni stia lavorando molto bene, soprattutto sul piano internazionale. Però non posso accettare che dopo 15 anni di buon governo io sia considerato da qualcuno un problema. Non chiedo niente per me, ma il valore di quel, e scendo più in basso, lo vado a cercare, di quel momento, di quel che abbiamo fatto, non può essere dimenticato. Potrebbe fare il presidente del Consiglio regionale? Gli chiede il Corriere. Non ho in mente nulla, è il can de tanti padroni muore de fame. Il cane di tanti padroni muore di fame. I voti bisogna andare a prenderli, vale anche per me. Nel centrodestra sarà una battaglia di tutti contro tutti, dice il Corriere. Vuol dire che sarà una campagna molto combattuta, casa per casa, sarà una grande opportunità per la coalizione. Con lei candidato, la Lega riprenderà il primato ai danni di Fratelli d'Italia, risponde Zaia. Non ho la palla di vetro, di certo venderemo cara la pelle. Nella Lega molti, a partire da Attilio Fontana, invocano un suo ruolo nel partito. Siamo tutti utili purché ci sia sintonia sui valori e gli obiettivi. La Lega non sta benissimo, dice il Corriere. Ho visto periodi migliori e ne ho vissuti di peggiori. Bisogna fare come il bravo surfista che sa che dopo l'onda si può schiantare sullo scoglio e ci sta attento. Chi non sa surfare invece pensa che l'onda duri per sempre e poi va a sbattere. Frase allusiva, ma Fontana la vuole in prima linea. Lo ringrazio, dice Zaia, è un bravo amministratore e persona per bene. Il mio contributo lo do candidandomi in Veneto e cercando di far ottenere alla Lega il massimo. Dobbiamo ragionare come in una grande famiglia. In cui è entrato di recente Roberto Vannacci, dice il Corriere. Risponde Zaia, la Lega è un partito inclusivo, il dibattito è sacrosanto, ma l'identità e i valori autentici della Lega non possono essere negoziati. A Pontida ha lanciato l'idea di copiare il modello CDU-CSU. Ne ho parlato più volte con Salvini. In questo paese ci sono troppe differenze. Quello è un modello che ha avuto successo in Germania. È un contributo che offro alla Lega, ma serve anche agli altri partiti. Si può attuare? Se vogliamo provare a superare una volta per tutte questione settentrionale e questione meridionale, dobbiamo modificare il modello. Quello è vincente. Ma lei alla fine ha deciso cosa farà da grande? Adesso bisogna prendere i voti in Veneto, dice Zaia, poi qualcosa farò di sicuro. Così Luca Zaia, intervistato a pagina 8 del quotidiano Il Corriere. E apriamo le linee, dai, 10 minuti tutti vostri. Chiamate 029294 7222 per entrare in onda adesso. Mentre, sempre sul Corriere, un po' più avanti a pagina 23, interessante, nuove cure contro il cancro, le 5 sfide. Dai metodi di diagnosi precoce alle terapie sempre più mirate ed efficaci, a Berlino il congresso europeo di oncologia con il presidente Curigliano che dice un futuro che è già presente. Vera Martinella ci illustra queste cure. Gli anticorpi coniugati sono più precisi e
e meno tossici, la biopsia liquida, l'esame che dice quale terapia è meglio seguire, il test del sangue che scopre 50 tumori diversi, ora i primi dati, studi sulla vescica, i primi risultati che rivoluzionano le linee standard, più attenzione alle alterazioni genetiche, premessa dell'oncologia di precisione. Questo ed altro nel paginone sul quotidiano Il Corriere, nuove cure contro il cancro, le 5 sfide. Dai, 0292947222, ci state facendo saltare il centralino, capito? Quando fa così vuol dire che chiamate tutti in una volta. Nel frattempo che si sblocca, vado ai messaggi. Nelle scuole, dalle elementari alle superiori, dovrebbe essere inserite l'ora di educazione civica, ci scrive Battista. Vero, Battista, sono assolutamente d'accordo, ma molto spesso c'è. Buongiorno, il padre di Giulia Cecchettina ha insegnato la gentilezza alla figlia. Le foto della ragazza lo testimoniano. Uno stalker cerca quelle vittime, con le altre sa di non avere possibilità perché saprebbero difendersi. Ma mi viene qualche dubbio. Per fortuna io non sono più così gentile, ma lo sono stata e so esattamente cosa ha passato Giulia. Per educazione non dico al signore di prima che forse avrebbe dovuto chiedere qualcosa all'altra famiglia. È la moda del patriarcato, è ridicola, giusto per chiarirci. Buona giornata, ci scrive Loredana. Per Landini la cattiveria è per gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa, scrive Giusi da Bergamo. Complimenti a Silvia Tarantola per l'impegno e le idee chiare che ha appena espresso. Servono giovani così, ci scrive Mauro, il filosofo. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo solo dire a Sammy che Zai ha fatto il suo tempo, è ora che vada in pensione. Perché mi ricordo che Gentilini, il nostro sindaco, diceva sempre che Zaia non parla mai. Tutto qua, e volevo dire solo questo per cavarmi un sassolino dalla scarpa. Grazie, va benissimo, si possono tirare tutti i sassi che si vuole, ma per noi Zaia è sacro. Se lo vogliamo mandare in pensione, allora ce ne sono molti da mandare in pensione, direi che si può chiudere il partito, ma qualcuno non vedrebbe l'ora di chiudere il partito Lega. Siamo il partito più anziano d'Italia, signori, e resistiamo. 0292947222. Mi dicono che le linee sono libere in questo momento, ci credete? Provate a fare lentamente il numero 0292947222, perché quando fa così vuol dire che le linee stanno andando a quel paese. Buon segno, vuol dire che tutti nello stesso identico momento ci state chiamando. Intanto la notizia del giorno, almeno finora, è la bomba che ha distrutto l'auto di Ranucci. 1 chilo di esplosivo, mia figlia poteva morire, indaga l'antimafia, lì in zona non c'è nessuna telecamera. L'attentato nella notte a Pomezia, distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo. Sul Corriere i temi delle nuove inchieste di Report, Ranucci, forse la bomba sotto la mia auto, non è una coincidenza. Negli ultimi mesi ho ricevuto un proiettile e mi hanno pedinato, dossieraggi su di me anche dall'estero. Meloni, la libertà di informazione è sacra, Salvini, gravità inaudita, Renzi, inaccettabile. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, stamattina parliamo di Trump, tanto per cambiare, perché i danni di Trump all'economia, signor Sammy. Trump, direi il vizioso, non c'è altra parola, presidente americano, decide di aumentare i dazi doganali di molti prodotti alimentari. In questo modo, signor Sammy, danneggia le imprese estere, ma anche il povero consumatore americano, secondo me, portando i prodotti di prima necessità a prezzi altissimi. I cittadini faranno una cura dimagrante forzata o moriranno di fame. Tutto qua, la saluto e buona giornata, signor Sammy. Allegria, buona giornata e un'altra chiamata, 0292947222. Pronto? Pronto?
Pronto? Ciao Sammy, Marco da Milano. Buongiorno Marco. Ascolta, no, solo una piccola riflessione, no? Perché stavo notando tutto questo bailarmi intorno a Zaia, no? Zaia che litiga, Zaia che non litiga, che è arrabbiato, non è arrabbiato, il fatto che si candida, non si candida, cioè tutta questa cosa qua. Ho una strana sensazione, no? Anche perché tutta questa faccenda insinua dei dubbi, no? Ma io dico semplicemente una cosa, secondo me, cioè io non credo che i veneti siano stupidi, no? Per cui sicuramente hanno già in mente chi scegliere e chi portare avanti, no? Per cui cioè e tutte queste preoccupazioni di sapere che cosa pensa Zaia, perché non lo hanno candidato e tutte queste menate qua, lasciano il tempo che trovano, capisci? Certo. Ok, volevo dire solo questo, no? Grazie Va bene. caro, ma d'altronde bisogna scrivere qualcosa sui giornali, La verità è che Zaia fa paura perché è un uomo voto. Un uomo voto vuol dire che incamera milioni di voti e certamente fa paura il suo successo, quello che avrà presentandosi capolista ovunque, e fa paura chiaramente ciò che potrebbe portare avanti lui e la Lega prossimamente, anche perché sapete bene in Veneto adesso si comincia a parlare anche di assessori eccetera, e il fatto di aver dato il capo del Veneto alla Lega con Stefani, il litigio è semplice in altri campi. Allora se tu hai il capo della presidenza di Regione Veneto, dai gli assessorati più belli agli altri. È questo che sta circolando forse in questi minuti. Chi c'è in linea? Pronto? Sammy, ciao, buongiorno. Prego. Allora, il discorso di Cecchettin, ma chi è Cecchettin? Scusa, cioè, io con tutto il rispetto per una persona che ha avuto un lutto, non cadiamo in questa trappola del patriarcato di mettere gli uomini contro le donne, perché l'obiettivo di tutta questa manfrina, di tutta questa matrix, uomini contro donne, donne che odiano gli uomini che odiano le donne, serve solo per allontanare le persone e per far sì che le persone rimangano sole ed insicure, e portare avanti il piano di depopolamento, il depopolamento tanto voluto da queste elite con sieri vari per sterilizzare le giovani generazioni, cultura woke per non capire se sei un uomo, se sei una donna, quindi non procreare. Uomini che odiano le donne, donne che odiano gli uomini per allontanarli e non procreare. Non cadiamo in questa trappola. Gli uomini devono rispettare le donne come le donne devono rispettare gli uomini. Siamo nati per essere in simbiosi, la classica metà della mela, quindi impariamo a volerci bene, a rispettarci, ma non cadiamo nella trappola del patriarcato o della difficoltà di rapporti fra uomo e donna. Dal che mondo è mondo gli uomini e le donne si sono sempre accoppiati e voluti bene, quindi non cadiamo in questa trappola del patriarcato. Grazie Sammy, buon sabato. Grazie a te. Cos'altro aggiungere? Nulla. Vi ringrazio per il gentile ascolto, ringrazio Simone in regia, ma tranquilli, io ritorno questa mattina alle ore 1.